Assessore, come mai la Regione Veneto ha deciso di applicare questa norma nazionale? Perché eravamo ben oltre i limiti, cioè dal 99 che questa norma c'è. Diciamo che un po' si è lasciato andare per tanto tempo, poi è intervenuta una norma regionale, il Consiglio regionale del Veneto ha detto espressamente, quando si tratta di risorse pubbliche e si tratta di cittadini stranieri non comunitari, devono essere fatte le verifiche che la norma prevede, è una norma voluta dal governo D'Alema peraltro. A chi dice che queste verifiche possono costare più del bonus, che cosa risponde? Assolutamente, perché ambasciate e consolati che stanziano in Italia hanno il compito di occuparsi anche dei loro cittadini, ancorché residenti qui, ma un cittadino di uno stato straniero ha la propria ambasciata e il proprio consolato, che peraltro dovrebbe essere molto presente per quanto riguarda tutta la documentazione, anche quella che certifica lo stato patrimoniale e il reddito. Questo è possibile per i paesi con cui ci sono le convenzioni, per quelli con cui non ci sono e magari sono i paesi da dove arrivano quei ragazzini, che sono quelli che magari come stranieri richiedono il bonus, che cosa si fa? Che la norma è molto chiara, dice che per tutti quei cittadini stranieri non comunitari ci sono due tipi di percorsi, uno che certifica legalizzandola, questo è il termine, la documentazione, ma sempre l'ambasciata o il consolato di riferimento, l'altro paesi che non sono sottoscrittori della Convenzione dell'Aia che hanno un percorso più lungo di certificazione. Se anche questi paesi non fossero in grado di certificare, vuol dire che finalmente un'ambasciata o un consolato diranno non siamo nelle condizioni di certificare, ma si assume la responsabilità e deve essere assunta proprio da quel consolato e da quell'ambasciata che deve rendersi conto che ha dei cittadini che stanno in Italia ma che sono loro cittadini. Per chi invece non riesce a dimostrare, allora il Comune di Padova ribadisce che accetterà l'autocertificazione, quello di Venezia è più attendista, che cosa valuterete caso per caso? Ci sarà il rischio che qualcuno che magari ha diritto rischia di rimanere fuori perché arriva da un paese senza convenzione? Perché stiamo lavorando con l'ANCI, quindi con l'insieme dei comuni, per avere una indicazione che tenga insieme tutti, non può essere a macchia di leopardo, daremo delle indicazioni proprio con il confronto con l'ANCI. C'è però da dire una cosa, finalmente abbiamo stabilito un principio, e cioè che se una legge vale per gli italiani vale anche per gli stranieri. Garantito il diritto allo studio per tutti? Quello è sempre garantito, forse è il di più che dovrebbe essere messo in discussione.